Devi andare dentro il loft del concerto, dicevo, preferisco stare al Louvre. Senti, ma sinceramente il Louvre, casa tua, il loft, non sei stanca di stare appesa? Guarda che io sono su questa tela dal 1666, sono un po' più vecchia di te. Ma lo sai che facendo due conti tu potresti essere il mio toy boy? Ma tu sei sicura? Veramente, sì, sono sicura. Oddio, quanta gente c'è. Mi sa che sono qui per quei due lì. I pausinacci? I pausinacci, li chiamano così. Che poi te le conosci le loro canzoni? Ma qualcuno perché in casa mi cantano sempre di ballo. Ai miei tempi mica si facevano queste robe qui. Allora sì che la musica era una cosa seria, baby. Mozart. Beethoven. Schubert. Wagner. Ja. Ma Wagner e Mozart, ma in che anno stai, Vincent? Siamo nel 2019, ci sono Laura e Biagio. Bravi! Ma dai! Chi sei tu? La ragazza con le orecchini di perla? Sì, sono io. Invece tu sei l'autoritratto di Vincent van Gogh. Io sono self di Vincent Van Gogh. Come sei moderno, Vincent! Sono sempre più tuo fan! Ma lo sai che assomigli un pochettino a Biagio Antonacci? È Biagio? Guarda, io non assomiglio un po' a lei? Che topa, ragazzi. Grazie Vincent, anche tu non sei mica male. Io non so perché, ma questa sera mi sento particolarmente inebriata. Forse sarà questa meravigliosa città, le voci di Laura e Biagio. Vincent, mi sto innamorando di te. Oh, però sei colorata solo a metà. Ma Vincent, io sono ferma dal 1666 in questa posizione. È normale che di qua sono bianca, caro. Stai dicendo cazzo però. Ma che stai a dire? Oh. Vincent, Sì. non parlare. Vedo la Pausini, vedo Antonacci. Vincent, fermati, rimettiti in posa. Torna in te. Stanno entrando. Biagio. Mamma mia, sì. A caldo ma si sta talmente bene a casa stasera. Bello stare qua nel divano. Qua coccolati di musica, di momenti, di ricordi anche, no? Dimmi cosa ti ricorda questa canzone.